Allora io sono Claudio Polli, sono nato nel 54 e ho cominciato questo mestiere a avere i primi approcci nel periodo delle vacanze, di scuola, delle elementari, perché avevo gli zii che facevano gli orologiai, allora d'estate, durante le vacanze, andavo a passare il tempo lì con loro, sì, insieme a loro che facevano gli orologiai. Questo qui era in un angolo del campanile, poi quella volta del terremoto, che è stato il campanile disastrato, è stato lasciato lì, ha messo a posto il campanile e era ridotto un macello. Dopo che adesso questo orologio qui è della Somsi, tramite il presidente mi ha chiesto se potevo restaurarlo. Allora l'ho portato a casa e un po' alla volta ho dovuto smontarlo del tutto, perché era tutto pieno di cemento e tutto quanto, e l'ho fatto. Sì, ho fatto i pezzi che mancavano, ad esempio qui Restaventola mancava completamente, poi c'erano perso anche le lancette e poi cosa mancavano anche? Il pendolo, che se notate l'asta, fortunatamente è rimasto il pendolo, diciamo, ma l'asta era completamente sparita. Un po' alla volta ho fatto fare i pezzi che mancavano, l'ho pulito, l'ho ricomposto e sono riuscito a farlo funzionare. Ci sono degli attrezzi particolari che si utilizzano? Ma per i meccanici ci sono la pulitrice, diciamo che è una macchina con vari cestelli dove l'orologio viene smontato e poi fai diversi passaggi, no? Fino al fornello. Poi c'è il cronocomparatore, che è quello che registra il tempo, una volta strumenti particolari, sì. Ecco, ad esempio questo, vedete, questi sono i due pesi, questo è relativo al funzionamento per il movimento e questo qui per la suoneria. Queste erano le lancette che venivano fuori sul quadrante del campanile fuori, però dentro internamente era collegato che rispecchiava l'ora che era fuori, o per anticiparlo o se era per tornarlo a mettere in moto, e con questa chiavetta si veniva registrato l'orologio e c'era, ad esempio adesso, ecco, partiva e lassù batteva l'ora sulla campana. La campana portava via tutto. Questa è la carica con il peso, questa è la ruota di carica che viene fatta su la corda di acciaio che è collegata alla carrucola che scende, poi c'è la ruota media che è collegata alla ruota del perno centro qua dove poi partono raccordo con le lancette, poi c'è la ruota scappamento e poi c'è l'ancorina collegata al pendolo che scandisce l'ora.